Benvenuti con la troupe di Borghi d'Italia. Oggi vi portiamo in Veneto alla scoperta di Badia Polesine in provincia di Rovigo. Il comune, famoso per la sua secolare abbazia, si trova in pianura e conta circa 10.200 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le altre frazioni del territorio. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giovanni Rossi. Benvenuti a Badia Polesine, benvenuti nella sala consigliare di Badia Polesine, una delle più belle sale consigliari della provincia di Rovigo, se non la più bella. Il comune di Badia Polesine ha 10.200 abitanti ed è considerata da tutti la capitale dell'Alto Polesine. Lungo l'asta dell'Adige scende la pista ciclabile detta appunto Destra Adige, che da Trento passa per Verona, raggiunge Legnago e si ferma proprio qui a Badia Polesine. Prossimamente inizieranno dei lavori che porteranno questa importantissima via di comunicazione di quelle che sono le Green Ways da Badia Polesine fino a San Martino di Venezia prima e poi ci auguriamo fino al mare. Badia Polesine è anche un paese ricco di cultura. All'interno del nostro comune ci sono veramente delle strutture importantissime, dei musei, dei palazzi storici veramente importanti. Tra questi vorrei ricordare il Teatro Sociale Balzan, all'interno del quale è stata assegnata dalla Fondazione Balzan stessa la Quadreria Balzan. È una pinacoteca importantissima di fama internazionale e il nostro comune ha il privilegio di custodirla. Successivamente, quando sarà finita l'opera di ristrutturazione del nostro museo civico Baruffaldi, la Quadreria Balzan sarà trasferita all'interno di questo museo e farà pandan con quella che è una tela di importanza fondamentale del Bonsignori ed è la copia dell'Ultima Cena di Leonardo, considerata da tutti una delle migliori copie mai realizzate. Oltre a questa importanza storica abbiamo il Palazzo degli Estensi e Villa Finzi. E Finzi è stato colui il quale ha fatto nascere l'aeronautica militare italiana. Badia Polesine ha un tessuto produttivo molto importante, ci sono circa 900 aziende tra piccole, medie e grandi e ultimamente all'interno di questo tessuto produttivo ha assunto una grande rilevanza la produzione agroalimentare, oltre a multinazionali del settore della chimica. Importantissimo anche il nostro polo scolastico. Badia Polesine, pur avendo 10.000 abitanti, ospita tutte le mattine 1.000 studenti che vengono da tutti i paesi limitrofi. La sede comunale, come avete potuto vedere, aggetta sulla piazza Vittorio Emanuele, dove c'è anche la chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni. L'Abbazia dell'Evangelista è un monumento del X secolo d.C., quindi credo il più antico monumento della provincia di Rovigo, ed è stato oggetto in questi anni di continui interventi di ristrutturazione e di valorizzazione. Attorno al nucleo centrale, che è quello del chiostro, ci sono poi delle altre dépendance che sono state in questi anni appunto riqualificate per cercare di portare in questo centro culturale la vita sociale del nostro paese. Questo comune vanta ben 60 associazioni iscritte all'albo. Tra queste 60 associazioni mi permetto di ricordare le associazioni sportive, le associazioni del rugby piuttosto che del calcio, del tennis, che permettono ai nostri giovani di poter praticare lo sport che per noi è uno dei vanti di questa amministrazione. Badia Polesine per me è amore. Io credo che fare il sindaco di un comune come Badia voglia dire amare il territorio, vuol dire amare i propri concittadini e vuol dire poter dedicare un po' del proprio tempo a disposizione degli altri, soprattutto di chi ne ha bisogno.
E il comune di Badia Polesine è attraversato dall'antica Romea Strata, ma adesso raggiungiamo la bella chiesa dedicata a San Giovanni Battista per incontrare il parroco moderatore dell'unità pastorale di Badia Polesine, Don Alex Miglioli. La comunità cristiana a Badia Polesine è composta circa di 10.000 abitanti, poco meno del nostro territorio comunale, in quanto la frazione più popolosa dipende dalla diocesi di Verona, Villa d'Adige. E noi abbiamo la nostra comunità che abita e che risiede in questo territorio, la parrocchia principale intitolata San Giovanni Battista, composta di 8.000 abitanti, gli altri suddivisi in altre 4 parrocchie di circa 500 abitanti ciascuna. Crocetta, Salvaterra, Villafora e Colombano compongono insieme con il centro di Badia Polesine questa nostra realtà che dal punto di vista pastorale e anche canonico diventa una unità pastorale. Ci troviamo qui ad operare in 2 parroci, io come parroco moderatore, poi con me Don Diego, il parroco insolido, e alcuni altri presbiteri che collaborano nell'attività pastorale, nella casa di riposo e poi nei servizi durante le varie attività della settimana. Abbiamo una realtà abbastanza vivace che partecipa non solo agli eventi della fede, eventi religiosi, ma che cammina di giorno in giorno, attraverso l'attività della catechesi, dell'evangelizzazione, dell'educazione, con una particolare, direi, attenzione e sensibilità alle necessità degli ultimi e dei poveri attraverso i volontari della parrocchia e in particolare della Caritas. Camminiamo con i nostri bambini, con i nostri ragazzi, abbiamo una scuola cattolica, la Fondazione Giuseppina Fumagalli, che un tempo era portata avanti dall'opera meritoria delle Suore Ancelle della Carità di Brescia, e con questa scuola noi proponiamo l'educazione sia al nido, poi alla scuola dell'infanzia che è la scuola primaria, e poi lavoriamo chiaramente con le nostre realtà pastorali con le attività di catechesi, dove cioè si cerca di lavorare insieme con i bambini ma anche insieme ai loro genitori, alle loro famiglie. Tra questi genitori anche alcuni poi si danno da fare proprio come catechisti, come coordinatori, e questo porta davvero a percepire come ci possa essere una trasmissione della fede in modo molto semplice ma anche efficace, che porta poi nel cuore dei nostri bambini un seme di bene, che è il seme del Vangelo, che è il seme della testimonianza di Gesù che cresce in mezzo alle nostre case. Oltre alle attività poi per i ragazzi e per i giovani, si cerca di camminare anche con le coppie, con i fidanzati, lavoriamo con le famiglie. La nostra comunità si raduna nei momenti più forti, più belli, più essenziali nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, che è il titolare, ma si raduna poi in modo particolare guardando alla testimonianza del patrono della nostra città, San Teobaldo di Provence. Originario della regione della Champagne in Francia, di nobile famiglia, un po' come San Francesco 2 secoli prima, nel 1033 nacque, lasciò tutte le sue ricchezze per poi portarsi con un compagno di viaggio a vivere in semplicità e in povertà e a diventare soprattutto un pellegrino, e muore in concetto di santità. E così proprio dopo la sua morte è diventato prete e anche vestendo l'abito camaldolese venne subito riconosciuto dal popolo come un grande santo, venne portato nella cattedrale di Vicenza e poi successivamente qui nella abbazia della Vangadizza. L'abate della Vangadizza, infatti, al tempo in cui San Teobaldo si trovava in questi luoghi, accompagnava San Teobaldo come guida spirituale. Era l'abate Pietro, e così egli volle portare il corpo di questo santo, canonizzato solo dopo 7 anni dalla sua morte, morto nel 1066, canonizzato nel 1073, venne portato qui nell'abbazia e noi siamo onorati di custodirlo nella nostra chiesa, nell'altare a lui dedicato.
La comunità quindi vive durante l'anno chiaramente tutte le feste liturgiche e sente in modo particolare la festa del nostro patrono che si vive e si svolge il 1° di luglio di ogni anno, con una celebrazione qui in chiesa che prevede anche poi una processione dalla chiesa fino all'argine dell'Adige, dove si conclude con la benedizione delle acque. Dicevo, la nostra chiesa è intitolata a San Giovanni Battista, la tela che raffigura il nostro titolare è al centro dell'abside, come anche la figura di San Giovanni Battista è riportata nell'alto rilievo marmoreo dell'altare antico della celebrazione liturgica. La nostra chiesa è particolarmente impreziosita da opere d'arte che sono poi anche frutto di ciò che derivava dall'abbazia della Vangadizza. La statua in legno policroma del 1400 della Madonna, l'alto rilievo marmoreo, sempre quattrocentesco, proveniente dall'abbazia del Lecce Omo, che si trova dalla parte destra rispetto al presbiterio. Il cammino guarda alla testimonianza di San Teobaldo e ci trova felicemente coinvolti in quel progetto partito alcuni anni fa grazie all'intuizione e anche all'energia, all'entusiasmo di Don Raimondo e dell'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, che ha promosso il progetto della Romea Strata con l'intento di recuperare antichi cammini e pellegrinaggi e vie di pellegrinaggi dal nord e dall'est dell'Europa che, attraversando poi il nord-est dell'Italia, arrivano fino a Roma, incrociandosi sulla via Francigena all'altezza di Fucecchio San Miniato. Ecco, Badia si trova proprio praticamente nel crocevia di queste strade, raccoglie, possiamo dire, quel tratto di pellegrinaggio che è la Romea Annia da Concordia Sagittaria fino a Badia e quella Nonantolano Longobarda da Badia fino a Nonantola Modena. Siamo davvero stimolati, ecco, da questi fratelli che si mettono in cammino e che qui scoprono segni, ecco, del passaggio di Dio e dei santi che sono stati innamorati di Dio e dunque risvegliano anche noi il desiderio di metterci in cammino, anche, perché no, su alcuni dei tratti di questa Romea Strata che ci coinvolge e che ci domanda anche la disponibilità a dare vita a questa strada e a questo percorso, aprendo le nostre case, aprendo le nostre chiese e anche aprendo il nostro cuore. In uno degli agriturismi più organizzati della provincia di Rovigo, con la simpatica signora Luciana Vallese, andiamo a degustare i piatti tradizionali del fertile territorio di Badia Polesine. L'agriturismo Le Clementine si chiama proprio Le Clementine perché nella mia famiglia, sia dalla parte del papà, la nonna paterna si chiamava Clementina, mia mamma si chiamava Clementina Maria Gioconda e quando sono nata entrambe mi hanno messo il nome Clementina, quindi in onore della famiglia, di chi mi ha lasciato latare, il papà che ha lavorato tanto e la mamma che ha lavorato.
l'ho chiamato Le Clementine. È una fattoria didattica, l'agriturismo è nato una trentina d'anni fa, lungo le rive dell'Adige, perché il terreno è un terreno molto fertile, molto generoso, perché quando l'Adige straripava lasciava il terreno fertile e quindi in questo momento, e da anni diciamo anche, che si adopera molto per verdure e qualsiasi prodotto che il coltivatore vuol coltivare, diciamo. Qui abbiamo le carote di Villafora, che sono carote colorate e vengono esportate all'estero nel nord Italia. Noi abbiamo maiali, abbiamo moltissimi animali da cortile che usiamo per i nostri ospiti e per la nostra cucina. I nostri salumi vengono fatti e stagionati ancora come una volta, poi vengono serviti ai nostri ospiti. Il pane si chiama schizzotto. Questo pane veniva fatto tutti i giorni una volta nel forno a legna. Continua la tradizione sia con la pasta fatta con le uova delle mie galline, con la farina della mia terra. La pasta viene condita con le verdure oppure con la polleria che io ho fuori. Qui abbiamo una rappresentanza dei nostri primi piatti, che sono le fettuccine all'anatra. Diciamo che l'anatra non deve mai mancare, perché una volta i cittadini di Ferrara dicevano andiamo a mangiare l'anatra a Rovigo, perché Rovigo era piena di acquitrini. I tagliolini con gli asparagi, i tortelloni sempre fatti in casa, ripieni di faraona e cappone, conditi con burro e salvia. Poi abbiamo i fagioli, sempre prodotti da noi, fatti con le costine. È un piatto invernale, però ancora gli ospiti ce lo chiedono. Con la polenta, la zucca caramellata, una mia invenzione, pasticcio di radicchio, fa parte dei primi. È un territorio dove si produce molto radicchio di tutti i tipi. Poi abbiamo le carote, fatte con le carote di Villafora, gli arrosti ripieni con prugne, con verdure e formaggi. Abbiamo le cipolline gratinate, anche queste sono novelle, i dolci, questi non possono mancare, le mostarde. Le serviamo con gli arrosti di maiale. Sono fatte con i miei prodotti perché abbiamo i frutti di bosco e molti alberi da frutta. Produciamo confetture, poi abbiamo lo strudel, lo faceva mia nonna del 1877 e molto probabilmente, non so, ha radici austriache perché abitava a Baoni in provincia di Padova, perciò in famiglia si è sempre mangiato lo strudel, che è solo ed esclusivamente di mele. Ora che vi ho elencato un po' di piatti, io vi invito tutti a venire ad assaggiare la mia cucina. Cucino io, è aperto sabato sera e domenica pranzo. Ogni fine settimana cambio i piatti, è aperto anche durante la settimana, solo gruppi e con prenotazione. Per il fine settimana è meglio prenotare, altrimenti si rischia di non trovare posto. La millenaria abbazia della Vangadizza è il gioiello di Badia Polesine. Andiamo a visitarla con Paolo Aguzzoni, vicepresidente del sodalizio Vangadicense di Badia Polesine. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Ci troviamo nell'abbazia della Vangadizza, che ha una storia millenaria. Certamente la costruzione del chiostro, soprattutto del campanile, recupera resti di epoca romana. Ha avuto il suo primo grande sviluppo intorno all'anno 1000, un po' prima dell'anno 1000, come testimoniano alcuni documenti che abbiamo dentro al nostro archivio. Chiaramente è stato un punto di controllo e di osservazione sul fiume Adige, la vera autostrada del tempo, dal mare Adriatico fino a Verona e poi alla Baviera. Gli appetiti attorno a questo nucleo religioso sono arrivati sia dagli imperatori, il primo vero
donatore è stato Federico I Barbarossa, che ha dato un privilegio, e poi anche i papi. Questa qua è stata una diocesi, l'abate aveva titolo di vescovo, dipendeva quindi soltanto dal Papa. Solo qui in Polesine, sull'asta dell'Adigeto, che sarebbe l'Adige Vecchio, l'abbazia aveva 12 parrocchie. Il primo grande benefattore è stato Azzo II d'Este, che è sepolto qui, e dalla sua prima moglie Cunizia di Altdorf Baviera è nata di fatto l'attuale casa regnante d'Inghilterra. Gli appetiti attorno a questa Vangadizza diventano notevoli intorno al 1200, quindi veronesi da una parte, padovani che si stavano ingrandendo ed estensi. A un certo punto l'abate nel 1298 decide di farsi proteggere da Padova e stabilisce un contatto che si chiama permutatio. In pratica cede tutti i diritti feudali a Padova, quindi Padova prende il controllo sull'Adige e sull'Adigeto, più altri benefici, e protegge dal punto di vista militare l'abbazia della Vangadizza. Qui vicino nel 1387 c'è stata una grande battaglia medievale, addirittura Verona perde quella battaglia, Padova contro Verona, e di fatto la casa scaligera finisce di fatto nel 1387. Qualche anno dopo Padova viene sconfitta da Venezia e come sempre fra i due litiganti il terzo gode, e dalla fine del 300 e in avanti Venezia diventa diciamo il deus ex machina di questa abbazia della Vangadizza. Quando arriva il primo abate commendatario di fatto, siamo fra la fine del 300 e i primi del 400, qui arrivano a comandare nobili veneziani. Ovviamente sono tutti vescovi e tutti cardinali. La fine di questa abbazia è datata di fatto 1784, quando la Serenissima stabilisce che alla morte dell'ultimo abate commendatario i beni vengono incamerati dalla Serenissima. Qui l'ultimo abate, Giovanni Correr, muore nel 1789 e inizia di fatto il declino della Vangadizza. Nel 1792-93 entra il vescovo di Adria qui, di fatto la figura dell'abate vescovo è finita. Nel 1797, quando Napoleone vince la battaglia di Arcole vicino a Verona, viene qua e conquista questo territorio, i nobili d'Espagnac acquistano la Vangadizza. Rimangono i francesi proprietari, pensate, fino al 1980, quando il conte Michel de Rostolan, successore dei d'Espagnac, la vende a dei privati. Nel 1985 l'abbazia viene acquistata dal comune di Badia Polesine e da allora è proprietario di questo immobile. Badia Polesine è anche una cittadina vocata allo sport e tra le società principi figura senz'altro il Rugby Badia Junior. Andiamo a saperne di più con il presidente Giovanni Pedrini. Sono qui per raccontarvi un po' la nostra realtà rugbistica di Badia. È una società nata nel 1985 per volere di alcuni rappresentanti del mondo badiese sociale, con l'aiuto anche del preside delle scuole medie di allora. Il gruppo, perché noi vogliamo chiamarlo Gruppo Rugby Badia, è composto da 3 società fondamentalmente, una società di cui io sono il presidente che si occupa del settore del mini rugby, poi c'è un'altra società che si occupa del settore giovanile, dunque ragazzini un po' più grandi, under 16, under 18, e che da qualche anno ha anche iniziato un'attività nel settore femminile. Abbiamo una squadra in Serie A. Per quanto riguarda invece la terza società, invece è la società che coordina e gestisce la prima squadra, che da quest'anno milita in Serie A con buoni risultati. Questa attività insegna a sviluppare il carattere, a creare uno spirito di sostegno nei confronti dei propri compagni, uno spirito di appartenenza a una società sportiva che nella vita servirà anche nel mondo di lavoro, sentirsi partecipi e cooperativi all'interno di una società.
Adesso con l'assessore alla cultura andiamo a visitare il teatro sociale, conosciuto anche come la Piccola Fenice. Benvenuti al Teatro Sociale Eugenio Balzan a Badia Polesine. Il nostro teatro fu costruito nel 1812 per iniziativa e a spese del concittadino Bartolomeo Dente, il quale voleva creare un ambiente di ritrovo e di convivialità per i cittadini del luogo. Nel 1836 la società di palchisti divenne proprietaria del teatro e fu in quell'occasione che fu denominato Teatro Sociale. Successivamente, degno di nota, un importante intervento di ristrutturazione del 1855 che portò alla realizzazione del teatro così come lo vediamo oggi. Molto interessante è la parte architettonica perché secondo la tradizione orale, in quanto ad oggi non abbiamo documentazione in tal senso, pare che i lavori architettonici furono affidati a Giovan Battista Meduna. Chi era? Era l'architetto incaricato della ricostruzione della Fenice di Venezia dopo il rogo del 1836. Da qui l'attribuzione del glorioso epiteto di Piccola Fenice al nostro gioiello, cioè il nostro teatro sociale. Nel ridotto del teatro sociale c'è la possibilità di visionare la collezione di Eugenio Balzan. Si tratta di una collezione di quadri di proprietà della Fondazione Internazionale Balzan Fondo di Zurigo, concessi in comodato d'uso gratuito al Comune di Badia Polesine nel 2014 e provvisoriamente collocati nel ridotto. Pertanto vi invito a venire a visitare il nostro meraviglioso teatro sociale e la collezione di Eugenio Balzan. Come avete sentito, a Badia ci sono tante cose da vedere, da ammirare e da gustare, per cui ve lo dico nella nostra lingua. Veni a Badia che se sta bene. Badia Polesine in provincia di Rovigo vi aspetta con tutte le sue bellezze e atmosfere. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Badia Polesine, luogo della millenaria abbazia della Vangadizza. Ciao!